Stamattina alle 7 quando siamo alzati abbiamo visto che avevano sforzato la porta qui di ingresso, abbiamo visto i buchi, però fortunatamente non sono riusciti a entrare. Ladri scatenati nella notte al Parco Ducale, nella nuova lottizzazione in via Vasari a Santa Maria del Sile. I malviventi hanno preso di mira un intero condominio e se in questo appartamento al piano terra, dopo aver scassinato gli infissi, i ladri non sono riusciti ad entrare, peggio è andata ai residenti di altre 2 abitazioni al primo piano. E loro erano in casa e sono andati dentro, non si sono accorti di niente, stavano dormendo e sono entrati, hanno aperto due borse, le hanno buttate giù, le hanno aperte qua, hanno lasciato la roba qua, erano 2 valigie, si vede che erano appena tornati, insomma, dalle ferie e cose, e loro dormivano, non si sono accorti di niente. Ingente invece il bottino del terzo colpo in un appartamento al Civico 5 dello stesso condominio. Mentre la proprietaria si era addormentata sul divano, i ladri sono entrati da una finestra ed hanno rubato preziosi gioielli ed una borsa firmata. L'incredibile è che nessuno, né nelle case svuotate dai malviventi né negli appartamenti dello stabile, abbia sentito qualcosa di sospetto. Sono venuto su stamattina alle 4, 4 e mezza, non ho sentito niente, sono andato anche in giardino, però niente, non ho sentito niente. Nessun rumore. La polizia, con gli agenti delle volanti e della scientifica, ha lavorato per tutta la mattinata per effettuare i rilievi e cercare elementi utili alle indagini. Non è la prima volta che si verificano furti nella zona, tra l'altro al centro di un'annosa polemica per il malfunzionamento dell'illuminazione. C'è gente che gira e che tentava di rubare, c'è un problema particolare quanto so io, c'è spesso la polizia che passa e quindi c'è qualcosa in giro, insomma, che dovrebbe essere un po' visto e rivisto.